presente oggi una grande festa per l'Ordine dei Medici, si premiano i medici con 50 anni di laurea, di carriera, e i giovani col giuramento di Ippocrate. Ecco, una bella manifestazione che l'Ordine ci tiene a farla ogni anno. Ma io oggi lo definisco un giorno sacro per premiare chi per 50 anni ha dato tanto alla sanità agrigentina, cercando anche di renderla grande, diciamo, la sanità agrigentina, avendo avuto tanti successi, anche qualche sconfitta, perché no, avendo avuto la possibilità di insegnare ai giovani. Ed ecco, oggi è un giorno cruciale, la presenza di chi ha compiuto 50 anni di laurea e i giovani che si iscrivono per la prima volta all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Agrigento. È un passaggio di testimone, di esperienze, e quindi è importante che questi giovani si impegnino a lavorare sempre con amore e passione e competenza, che sono le qualità per cui si può andare sempre avanti. Mi auguro che loro facciano anche tanto per mantenere questo sistema sanitario nazionale sempre in prima fila, perché certo l'occhiolino che strizza la politica verso il privato sicuramente non è molto positivo. Ben venga il privato per aiutare, diciamo, alla salute dei cittadini, ma il privato, il pubblico è quello che deve andare avanti. È una sanità assicura la salute a tutti, e non c'è una sanità a due corsie, una per chi lo può fare e l'altra per chi no. Col sistema sanitario nazionale, che è l'orgoglio italiano, noi abbiamo un sistema equo e solidale. Presente, fare il medico è sempre una professione, un obiettivo ambizioso. Fare il medico è importante, ed è importante farlo con quelle qualità di cui avevo parlato poco fa, la competenza, e questo sia con l'aggiornamento professionale e con lo studio continuo, e poi la passione. Si entra nella professione forse più bella del mondo, ma non perché le altre non sono bellissime, sono altrettanto belle, però devo dire una cosa: noi siamo sempre di fronte a un soggetto fragile, quindi abbiamo bisogno di questa marcia in più. Oggi è la festa della continuità nel mondo della medicina, perché oggi, con il giuramento dei giovani che si accingono ad iniziare la nuova attività di medici e di odontoiatri, è un passaggio importante, perché viene a loro consegnato da chi per 50 anni, con dedizione, con impegno, con amore e con sacrificio, si è preso cura della salute che è il bene più prezioso che ognuno di noi ha. Ma prendersi cura della salute indirettamente significa prendersi cura anche della comunità intera, e salvaguardia del bene comune significa benessere generale. E questo è quello che questi luoghi ci permettono di cogliere come testimonianza di quanto l'uomo artefice sia riuscito nei millenni a realizzare. E quindi è una festa veramente importante, quella del medico e dell'odontoiatra, sia per i protagonisti professionisti, ma anche per tutta la comunità. Ecco, la carriera del medico è sempre vista come una cosa ambiziosa per i giovani da intraprendere. Sì, oggi i giovani desiderano intraprendere l'attività di medico, di odontoiatra, ma con lo giusto spirito, cioè dire con la capacità di capire che prima di tutto è una professione che richiede un impegno costante, una cultura continua, perché non si finisce mai di perfezionare la propria capacità professionale, perché l'oggetto della nostra professione è la salute umana, e quindi più che mai i giovani oggi sono consapevoli che hanno a loro disposizione tutto quello che è il bagaglio culturale che nei secoli si è avuto con la ricerca, con lo studio, ancor più sostenuta da tutte le innovazioni tecnologiche, quindi protagonisti seri ed impegnati nel gestire la salute dei cittadini. Oggi presente a questa iniziativa, dove i giovani si incontrano con i medici più anziani, e il saluto dell'assessorato alla sanità. Sì, una continuità fra giovani leve che si immatricolano e iniziano un percorso formativo finalizzato ad acquisire quelle competenze, quelle abilità necessarie per svolgere una funzione fondamentale che è quella di medico. D'altro canto, tanti medici che 50 anni fa hanno conseguito la laurea e che a coronamento di un'attività importante del tempo possono ricevono un riconoscimento
dall'Ordine dei Medici che si è fatto protagonista di questo bell'evento nel quale appunto giovani, meno giovani, nuove leve, medici oramai con una collaudata esperienza si confrontano costruttivamente per realizzare una sanità migliore. Sì, due generazioni all'opposto ed è una festa bellissima che celebra l'entrata di una generazione e la consacrazione di un'altra. Da medico non potevo non essere presente. Ecco, è un momento bello anche non solo per i medici, ma anche per la sanità provinciale. Certo, la carenza che c'è, qualsiasi risorsa nuova per noi è come l'ossigeno. Sì, un grande evento oggi, stiamo celebrando il giuramento di Ippocrate dei neolaureati, ma in contemporanea si premieranno anche i medici che hanno compiuto 50 anni di professione, un grande colluto, il passato col futuro, un futuro che sarà sempre più forte e più incisivo anche dal punto di vista professionale, perché i giovani oggi sono molto preparati e auguro loro un futuro, un grande futuro proprio per migliorare la sanità agrigentina. Dottore Alletto, che sensazione si prova a essere festeggiato ora per i 50 anni della laurea, in un momento in cui abbracciate anche i giovani con il giuramento di Ippocrate? È un evento molto bello, mi permetto di esprimere la gratitudine a Dio che mi ha permesso di essere qua dopo 50 anni di attività e sono veramente molto felice di rivedere i vecchi amici, colleghi con i quali festeggeremo questi 50 anni di laurea, ma e contemporaneamente vedere pronunciare il giuramento di Ippocrate a questi giovani. Che messaggio lanciare a un giovane? Di onorare il giuramento di Ippocrate. Qualsiasi circostanza nella vita, ricordarsi sempre che si è fatto un giuramento per esercitare la più nobile delle professioni che un uomo possa esercitare, che è la professione medica, cioè essere medici. Non dimenticando mai che noi siamo qui come medici per servire l'uomo nel momento in cui ha più bisogno, cioè quando è malato. Cosa spinge un giovane a intraprendere la professione del medico? Allora, sicuramente ci vuole, a parte la passione, che è sempre un elemento che ai primi tempi magari non è che viene esattamente concepito, in quanto non ci si è approcciati alla professione praticamente, però sicuramente un grande spirito di sacrificio e anche l'amore verso il prossimo. Il giuramento di Ippocrate oggi in questa bella festa che incontra le persone, diciamo, che hanno svolto l'attività da 50 anni e un giovane che vi si approccia. Ecco, con quale spirito si affronta questo momento che sicuramente ricorderà per la vita? Allora, per il giovane che vi si approccia, chi compie il 50° anno effettivamente è soltanto un elemento di grande ispirazione. Invece per noi in quanto tali, in quanto nuove monadi della medicina, può essere un nuovo trampolino di lancio per rinnovare le emozioni che si sono presentate il giorno della laurea e per darci nuova energia per la carriera che ci attende. Io le faccio tanti auguri. Grazie mille anche a lei per la sua carriera. Con quale spirito un giovane affronta questo impegno per la vita? Beh, senza dubbio è una missione. Chiaramente la passione è fondamentale, sia per quello che è stato il nostro percorso di studi e di sacrifici in questi anni, ma anche e soprattutto per quello che deve essere la voglia e l'impegno per il proseguo della nostra professione. Siamo qui per celebrare i 50 anni di carriera di gloriosi colleghi e siamo felici di dare il cambio della guardia, spiegandoci che ci sia una carriera tanto gloriosa come quella appunto dei nostri colleghi più anziani e che possiamo essere appunto la generazione delle speranze per i nuovi iscritti. Il giuramento di Ippocrate è una cosa importante per voi medici? Assolutamente sì, sono le basi su cui si fonda la nostra professione e su cui dobbiamo concentrarci giorno per giorno per cercare sempre di dare il massimo e per aiutare il prossimo.